Scatta domani l'obbligo di Super Green Pass per i lavoratori ultra cinquantenni. In regione sono circa 20.000, il 10% quelli non in regola. Friulani concordi con l'imposizione del vaccino, un dovere civico, dicono. Primo giorno di apertura all'hub vaccinale dell'Ente Fiera di Martignacco, dello sportello dedicato alla risoluzione dei problemi legati alle certificazioni verdi. Tanti in coda e vengono chiamati in aiuto i volontari della Protezione Civile. Uccise la compagna con 19 coltellate. Oggi in corte d'assise a Udine Giuseppe Forciniti ha raccontato la sua verità. Muoio ogni giorno, ha detto in aula, il pianto disperato della madre della vittima. A Udine Borgo Pracchiuso oggi si è vestito a festa in occasione di San Valentino, tutti in coda per le chiavette benedette. A Pordenone incetta di cioccolatini, ottimo antidoto alle preoccupazioni per la pandemia. Il giorno dopo la pesante sconfitta di Verona, l'Udinese torna a confrontarsi con i soliti dubbi, tanti tiri ma troppe le amnesie difensive ed Eulofeo fa discutere. Solo una botta per Udoge, uscito infortunato. A tutti voi buonasera, bentrovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. Dunque, nuova tappa domani nel cronoprogramma delle misure anti-Covid. Scatta con il 15 febbraio l'obbligo di Super Green Pass per tutti i lavoratori sia del pubblico che del privato. Sono circa il 10%, quelli non in regola in Friuli Venezia Giulia, circa 20.000 persone su una platea di 200.000. Numeri che sono stati confermati oggi dalla segretaria di Udine della Bassa Friulana della CISL, Renata Della Ricca, che abbiamo raggiunto all'assemblea congressuale che si è svolta oggi a Tricesimo. Sono circa 18.000 su un totale di 200.000 i lavoratori ultra cinquantenni che in Friuli Venezia Giulia risultano sprovvisti di Super Green Pass e che da domani quindi non potranno accedere al luogo di lavoro. Dal 15 febbraio infatti chi ha più di 50 anni potrà accedere al posto di lavoro solo se in regola con la vaccinazione o guarito dal Covid. Chi è senza Super Green Pass viene considerato assente ingiustificato, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro fino a quando presenta la certificazione. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso. Abbiamo avuto anche tante persone cinquantenni che hanno prenotato la vaccinazione, infatti molti stanno aspettando adesso anche la seconda dose. Abbiamo ancora dei temerari che non si vaccinano, ma anche nelle nostre tesi congressuali oggi abbiamo ribadito l'importanza di vaccinarsi. Gran parte, un buon 90% ha già la vaccinazione. Quindi diciamo che un 10% invece manca. Un 10% manca. Parlare anche di colfe badanti per quanto riguarda il Super Green Pass. Le badanti all'inizio erano senza vaccino oppure c'era il problema perché erano vaccinate all'estero e il loro vaccino non era riconosciuto. Quelle che noi seguiamo e che seguiamo anche con i contratti di badanti ad oggi sono vaccinate, anche perché le famiglie hanno paura a far assistere i propri anziani da persone che non sono vaccinate. Tante sono rientrati nei propri paesi perché non volevano vaccinarsi. I friulani si dicono concordi con l'introduzione del vaccino obbligatorio per i lavoratori ultra cinquantenni. È un dovere civico, hanno detto al nostro microfono. Sentiamo. Che cosa pensa sul fatto che domani, 15 febbraio, scatti l'obbligo per gli over 50 che sono a lavorare di essere vaccinati? A questo punto per lavorare devi essere vaccinato e che ti vada bene o male, sì, non basta solo il Green Pass. I cinquantenni devono vaccinarsi e basta. Noi siamo pro vaccino, l'abbiamo fatto, quindi per noi è giusto. Quindi anche lei è d'accordo? Io pienamente d'accordo. Secondo me se gli scienziati, i medici hanno studiato che il vaccino funziona, io mi fido. I datori di lavoro si ritrovano praticamente tra il martello e l'incudine con chi vuole lavorare, ha bisogno di lavorare, anche considerando che il datore di lavoro stesso ha bisogno di queste
di queste figure, che siano o non siano vaccinati, chiaramente sono figure probabilmente importanti e sarà compito loro convincerli a far sì che si vaccinino. È un gesto civico che si fa nei confronti di se stessi e anche verso gli altri per uscire prima da questa situazione. Sono 8 le vittime del Covid-19 in Friuli Venezia Giulia nelle ultime 24 ore, 33 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 401 le persone accolte negli altri reparti. Sono 458 i nuovi contagi che sono emersi a fronte di 2049 tamponi molecolari e 3720 test rapidi antigenici, poco più di 33.000 le persone in isolamento domiciliare. La pandemia sta dunque rallentando in Friuli Venezia Giulia, ma gli ospedali della regione sono ancora sotto pressione. Al momento risulta difficile riprendere a pieno la loro funzionalità anche per i pazienti no Covid. Il vicegovernatore Riccardo Riccardi spiega che la regione si sta preparando alla ripresa della normalità, una normalità che comunque, sottolinea, non è imminente. Sicuramente siamo in una fase di calo importante, non la vedevamo da tempo. Ora questo dato di riduzione del contagio deve tradursi in riduzione della domanda ospedaliera, che è quella che ci garantirebbe di poter recuperare quella parte di attività che purtroppo sono state rallentate e a volte sospese. Dobbiamo superare questa sella con coraggio, naturalmente non sottovalutando l'impatto ancora che la pandemia ha, perché questo impatto c'è ed è ridotto dal vaccino, questi sono dati evidenti, però dobbiamo fare una forte manovra di recupero, perché le persone che hanno bisogno di una risposta sanitaria e la vedono interrotta nel tempo hanno bisogno delle cure. In questi ultimi mesi vi abbiamo spesso raccontato di quelli che sono stati definiti i prigionieri del Green Pass, persone in regola con le vaccinazioni oppure guarite dal Covid che non ricevevano la certificazione verde ormai necessaria per molteplici attività. Oggi pomeriggio, primo giorno di apertura dello sportello che è stato attivato all'hub vaccinale dell'Ente Fiera di Udine proprio per aiutare gli utenti a risolvere questo tipo di problemi. Sportello preso d'assalto, tanto che i referenti hanno dovuto chiamare in aiuto i volontari della Protezione Civile. Un centinaio già nella prima mezz'ora si sono recati agli sportelli attivi oggi dall'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale all'hub vaccinale dell'Ente Fiera di Martignaco per risolvere varie problematiche legate al rilascio del Green Pass e visto l'afflusso importante di utenti, volontari della Protezione Civile sono stati chiamati a supporto. Il mio Green Pass c'è scritto 3 di 2, non 3 di 3, per cui quando lo scansionano risulta valido in Italia per me, però se io devo andare all'estero, per esempio a trovare mio figlio in Austria che abita là, non è valido. Mi hanno risolto il Green Pass, ma la tessera sanitaria devo aspettare carte della Francia. Almeno il Green Pass ce l'ha, sì, quindi è più tranquilla. È più tranquilla, così posso andare, girare in posta alla banca, se no non vado da nessuna parte. Un semplice errore nella trascrizione del numero delle dosi, che pur avendo fatto le 3 dosi, sul certificato, sul cartaceo, 2. La signora è qui per un problema invece che riguarda il Green Pass del marito. Ci siamo accorti che sul Green Pass appare 2 dosi di 2, invece c'è di 3 di 3. Quindi adesso spero di risolvere, anche perché ha più di 50 anni per andare a lavorare. Certo. Domani scatta l'obbligo. Appunto, però è ancora valido il suo. Spero che risolvano, insomma. Meno male che c'è questo sportello proprio per fortuna, perché chiamare è una cosa pressoché impossibile.
Lo avete visto nelle immagini, diverse persone in fila, tante sedie occupate all'hub vaccinale dell'ente Fiera. Questo succede per lo sportello dedicato al Green Pass, ma ormai scene di questo tipo si vedono sempre più raramente quando si parla di vaccinazioni che in questa struttura risultano più che dimezzate. Stessa situazione o comunque molto simile anche negli altri hub vaccinali della regione. Ricordiamo ad esempio che quello di Muggia è già stato chiuso. Si va dunque verso lo stop nei festivi. Vediamo. Dopo la chiusura dell'hub vaccinale al centro commerciale di Muggia sono state ridotte le fasce orarie degli appuntamenti nelle strutture del Pordenonese, mentre si va verso lo stop nei festivi nelle altre strutture della regione. All'ente Fiera di Martignacco dimezzate le prenotazioni, anche se rimane uno dei punti con un più alto numero di somministrazioni in regione. Le azioni continuano a esserci, seppur poche comunque ci sono anche richieste di prime dosi, quindi un minimo di attività rimane. Com'è adesso l'andamento per quanto riguarda la somministrazione dei vaccini e le prenotazioni? Tanti si sono ammalati, quindi c'è un calo? Sì, siamo passati da numeri importanti, dai 2005 al 2007 al giorno presso questa struttura a 1000 dosi, insomma anche qualcosina di meno. Chiaramente la diffusione del virus in questo momento ha portato insomma a un drastico calo delle prenotazioni per la vaccinazione. Promotori, organizzatori e partecipanti alla manifestazione No Green Pass di sabato a Trieste si vedranno comminare sanzioni amministrative da 1.000 a 4.000 euro. Oggi il prefetto Annunziato Vardè ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per approfondire le criticità sotto il profilo dell'ordine pubblico ed è appunto emersa questa novità. Quanto accaduto a Trieste potrebbe avere ripercussioni anche a Udine, dove per domani mattina i No Green Pass si sono dati appuntamento tramite i social in piazzale Chiabris. Uccise la compagna con 19 coltellate. Oggi in Corte d'Assise a Udine il suo drammatico racconto e il pianto disperato in aula della madre della vittima. Quando ho capito che Aurelia era morta, volevo scomparire dalla faccia della terra. Per me era l'unica, ora è un morire ogni giorno. Con queste parole Giuseppe Forciniti ha concluso il suo racconto davanti alla Corte d'Assise di Udine degli ultimi minuti di vita della sua compagna, Aurelia Laurenti, della cui morte, avvenuta a Roveredo in Piano la sera del 25 novembre 2020, è accusato. Quel pomeriggio, ha raccontato l'imputato, i due litigarono per una fotografia postata sui social. L'istantanea ritraeva Giuseppe e Aurelia assieme al figlio minore e per quel post lei, che considerava finito il loro rapporto, si era arrabbiata. Prima di andare a letto, ha continuato Forciniti, lui entrò nella stanza della compagna e del figlio più piccolo per dargli la buonanotte. Mentre usciva, Aurelia si alzò e lo colpì con 2 pugni alla schiena. Giuseppe la riportò a letto. La scena si ripeté. La terza volta, Forciniti vide la compagna venirgli incontro con un coltello. Ne nacque una colluttazione, entrambi con le mani sull'arma. Aurelia cedette e il coltello la colpì e i due finirono a terra. Poi, ha detto Forciniti, non ricordo più nulla. Le coltellate ricevute dalla vittima quella sera furono 19. Mi sono svegliato, ha continuato l'uomo, sopra ad Aurelia. Ho preso 2 bambini, li ho portati dalla zia e tornando ho buttato il coltello in un cassonetto. Rientrato in casa mi sono accorto che lei era morta. Durante l'udienza sono state ascoltate anche la madre della vittima, che alla fine di un lungo esame è scoppiata in un pianto disperato, e di 2 sue amiche, che hanno raccontato come la donna aveva vissuto gli ultimi mesi di un rapporto in profonda crisi. Entrambe le amiche le consigliarono, anche quello stesso 25 novembre, di andarsene via di casa perché poteva finire nel peggiore dei modi. Sono stati prorogati di 30 giorni i termini per il deposito delle analisi tossicologiche degli esami sui reperti trovati nei pressi del corpo di Liliana Resinovic, la donna di 63 anni di Trieste, scomparsa da casa il 14 dicembre e ritrovata senza vita il 5 gennaio nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. Lo conferma la Procura. La richiesta è stata avanzata dagli esperti che stanno svolgendo gli accertamenti su incarico della stessa Procura.
Le indagini proseguono nel massimo riservo. Intanto Sergio Resinovic, il fratello di Liliana, ha revocato il mandato al proprio legale, l'avvocato Luigi Fadalti, probabilmente per le differenti vedute nelle scelte procedurali fatte di recente. Sergio Resinovic nella vicenda giudiziaria compare come parte offesa. Il TAR del Friuli Venezia Giulia ha respinto il ricorso della società EP, aggiudicataria della gestione del servizio di ristorazione scolastica e dei centri estivi cittadini di Udine per il 2020 e 2021, contro il diniego da parte del Comune di Udine di fornire i nominativi dei componenti della Commissione Mensa e i dettagli dell'offerta tecnica presentata dalla società cooperativa CAMST, seconda classificata nella gara per la ristorazione scolastica. La CAMST era subentrata a EP dopo la risoluzione del contratto a luglio da parte del Comune a seguito di denunce per disservizi a carico della stessa EP e di indagini avviate dalla Procura. A renderlo noto è il Comune di Udine. La EP aveva avanzato richiesta di accesso agli atti per tutelare i propri interessi giuridici e difendersi contro la risoluzione contrattuale. La decisione dell'amministrazione di tutelare i componenti della commissione e la ditta che oggi gestisce questo delicato servizio è risultata alla fine corretta, ha commentato il sindaco di Udine Pietro Fontanini. È importante che si sappia chiaramente che a Udine si lavora seriamente e rispettando le regole. Dalla base NATO di Aviano, che ospita i cacciabombardieri americani, si sono intensificati i voli nel quadro della crisi Russia-Ucraina. I militari statunitensi sono pronti a supportare i colleghi negli scenari europei. I venti di guerra che soffiano tra Russia e Ucraina arrivano fino in Friuli. La base NATO di Aviano, dove è di stanza il 31esimo Fighter Wing dell'aviazione americana, potrebbe giocare un ruolo chiave nello scacchiere internazionale. Negli ultimi giorni si sono intensificati i movimenti sulla pista e nei cieli friulani da parte dei cacciabombardieri F-16 americani, impegnati in manovre che li vedono volare e atterrare in altre basi NATO sul suolo europeo. Dalla base USAF al momento arriva attraverso una nota solo la conferma che il 31esimo Fighter Wing è pronto a supportare le forze americane in Europa e Africa e i partner NATO nelle operazioni in corso in Europa. I dettagli sul coinvolgimento del 31esimo Fighter Wing, conclude la nota, saranno resi noti in linea con le disposizioni operative. Insomma, la fibrillazione all'aeroporto Pagliano e Gori di Aviano resta costante, con gli occhi sempre puntati sul confine tra Russia e Ucraina, mentre nel cieli friulani continuano ad alzarsi in volo gli F-16 pronti ad entrare in azione. Un nuovo decreto che reintegri le cessioni multiple del credito e un tavolo tecnico con governo e associazioni di categoria. Queste le richieste del Movimento 5 Stelle sul fronte del super bonus, finito al centro della bufera con gli altri incentivi edilizie per frodi miliardarie. Il caos generato attorno al super bonus 110% fa litigare la politica e spaventa imprese e cittadini. Le frodi per oltre 4 miliardi di euro sui bonus edilizi hanno fatto stringere al governo la maglia dei controlli con il blocco della cessione del credito, il che potrebbe paralizzare il sistema. Il Movimento 5 Stelle, principale fautore dell'incentivo, vuole però mettere le cose in chiaro. Abbiamo proposto delle modifiche che vogliamo portare in fase di conversione del decreto legge, però le tempistiche per la conversione sono troppo lunghe e dobbiamo dare una risposta celere al settore. Per questo fin da subito abbiamo chiesto al governo di fare un nuovo decreto che vada a sistemare questo pasticcio appunto voluto dal ministro dell'economia Franco. In attesa di un nuovo decreto, i pentastellati rispediscono al mittente le accuse del premier Draghi sui mancati controlli e chiedono un tavolo condiviso. 4,4 miliardi sono stati fatti di truffe su tutti i bonus edilizi, ma solamente il 3% riguarda il super bonus. Questo anche perché la norma, al di là di quello che dice il Presidente Draghi, è stata fatta correttamente, nel modo più corretto, prevede una serie di passaggi anche burocratici e chiediamo al governo di fare un tavolo con il Parlamento e anche con le associazioni di categoria coinvolte in questo settore. E a proposito di politica, tanti nodi da risolvere per la nuova legge elettorale del Friuli Venezia Giulia, a partire dall'obbligo per i sindaci di dimettersi nel caso vogliano correre per un posto in Consiglio regionale.
Via l'obbligo delle dimissioni per i sindaci, sbarramento al 5%, con elezione di tutti i candidati presidente e non solo i primi due, è il listino del governatore. Sono tanti i post-it sul tavolo per la nuova legge elettorale della regione Friuli Venezia Giulia e se a livello nazionale della nuova legge elettorale per Camera e Senato di fatto dipende il futuro delle alleanze, a nord-est la trattativa sembra in alto mare. Il Partito Democratico, per voce del capogruppo Diego Moretti, ricorda che i punti focali sono due, la doppia preferenza di genere e la conferma delle preferenze. Un punto di contatto con Forza Italia è invece l'eliminazione dell'obbligo di dimissione per i sindaci che si vogliono candidare. Per il PD dovrebbe andare tolta per i primi cittadini dei comuni sotto un certo numero di abitanti, per gli azzurri via per tutti. Sandra Savino, coordinatrice regionale dei berlusconiani, conferma che considera necessaria una revisione della norma. Su preferenze o listini è un eterno dilemma perché entrambe hanno aspetti positivi e negativi. Al momento però non c'è un tavolo su questo. Fratelli d'Italia con Claudio Giacomelli conferma che non ci sono richieste da parte dei patrioti, mentre l'assessore regionale della Lega Pierpaolo Roberti annuncia che se ne riparlerà alla prossima legislatura, non essendoci una visione unitaria da parte dei partiti su come rivedere la legge. Intanto si avvicinano le elezioni comunali che la prossima primavera, anche se la data non è ancora stata fissata, interesseranno 33 amministrazioni della regione. Si voterà tra l'altro anche a Gorizia e Monfalcone, dove i due attuali sindaci tenteranno il bis. Rodolfo Ziberna a Gorizia e Anna Maria Cisinta a Monfalcone. Non c'è ancora una data certa per le elezioni, ma il centrodestra è ormai a un passo dalla conferma dei due sindaci uscenti, i primi che saranno ufficializzati nei prossimi giorni, al netto di sorprese sempre possibili in politica. Ziberna a Gorizia dovrebbe non avere ostacoli, come confermano Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, anche se nel corso di questa legislatura ha perso alcuni pezzi in Consiglio Comunale, frattura però riconducibile alla scissione con Ferruccio Saro. Decisamente diversa la situazione nel centro-sinistra, ormai alla disperata ricerca di un possibile candidato dopo una serie di niet pesanti. A Monfalcone invece il centro-sinistra ha scelto con le primarie Cristiana Morsolin, che a sorpresa ha battuto Riccardo Cattarini. Il centrodestra invece dovrebbe riconfermare Anna Maria Cisint, anche se c'è una partita complessa all'interno di Forza Italia. Sandra Savino, coordinatrice degli Azzurri, conferma che si riconfermeranno gli uscenti anche sulla base di accordi nazionali, compresa la Cisint, che ha il sostegno assoluto del partito. Assoluto ma non unitario, visto che il capogruppo in Consiglio regionale Giuseppe Nicoli conferma che lui non sosterrà la sindaca uscente, la quale, testuale, ha governato male dopo un cammino iniziale unitario. Se ci sarà la scissione degli azzurri lo deciderà il tempo. Di certo da parte di Fratelli d'Italia con il coordinatore regionale Walter Rizzetto non ci sono richieste particolari sui due comuni e si guarda a Codroipo, il terzo più grande alle urne nel 2022, dove l'attuale primo cittadino Fabio Marchetti è proprio del partito dei Patrioti ed è al secondo mandato e dunque bisognerà guardare altrove, ma se ne parlerà più avanti. Il vicepresidente di Confindustria Udine, Dino Ferragotto, è stato nominato nuovo presidente di Friuli Innovazione. L'elezione è arrivata all'unanimità nell'ultima assemblea. Ora spingere ancora di più su start-up. Queste le sue prime parole da presidente. È arrivata all'unanimità, con un applauso in parte in presenza e in parte in digitale, l'elezione a presidente di Friuli Innovazione di Dino Ferragotto, già vicepresidente di Confindustria Udine con delega proprio all'innovazione. Ferragotto avrà il compito di traghettare l'incubatore in un'evoluzione fortemente richiesta proprio da Confindustria Udine, insieme alla Camera di Commercio e alla Regione, che insieme hanno proposto il nome di Ferragotto. Siamo andati a fare questa operazione per poter accelerare ulteriormente il processo di sviluppo, specialmente per quello che riguarda l'area montana, e per dare possibilità di avere più risorse in termini umane, perché oggi ritrovare risorse umane è un problema, a questo processo. Friuli Innovazione è sempre stato un importante incubatore di idee e di start-up, anche in questa direzione che si vuole andare. Sì, assolutamente, anzi dobbiamo trasformare Friuli Innovazione da un semplice incubatore a un acceleratore di start-up, proprio per creare anche le filiere di start-up e dare successo a quelle che sono le più interessanti.
Dagli studenti di architettura dell'Università di Udine arrivano 3 progetti per il recupero dell'ex ospedale psichiatrico di Sant'Osvaldo a Udine. L'intervento, per il quale la Regione ha stanziato 25 milioni di euro, coinvolge diversi attori: politica, sanità e università, appunto. L'Università di Udine scende in campo con 3 progetti per valorizzare e rigenerare l'ex parco di Sant'Osvaldo. Il lavoro realizzato dagli studenti del corso di laurea magistrale in architettura è il risultato di una sperimentazione didattica inserita nell'accordo tra Azienda Sanitaria Universitaria del Friuli Centrale e l'Ateneo Udinese, sostenuta dalla Regione, che ha destinato 25 milioni di euro al progetto di recupero. I temi importanti alla base dei progetti sono biodiversità, memoria e benessere. È un valore aggiunto molto forte. Da un lato avere a disposizione delle menti fresche, svincolate da delle dinamiche che non necessariamente condizionano la professione, dall'altro la possibilità per loro di sperimentare su un caso applicato, concreto e molto complesso. Oggi è una giornata importante, una bella pagina per il territorio, ha detto intervenendo alla presentazione il vice governatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. Sono molto soddisfatto per la convergenza di intenti e di idee di questo progetto, in cui ricerca e didattica si mettono a disposizione di un'esigenza nata dal territorio, ha rimarcato ancora Riccardi, il cui auspicio è di riuscire entro la fine della legislatura a mettere in cantiere le scelte per la rigenerazione dell'area del parco e delle strutture dell'ex manicomio di Sant'Osvaldo. La cronaca: rapina con taglierino nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 17, in una tabaccheria di Piazzale Oberdan a Udine. Un uomo con il volto travisato è entrato nella tabaccheria, è andato verso la cassa e dopo aver minacciato il titolare ha portato via l'incasso della giornata. La rapina è la seconda in 3 giorni a Udine, con le stesse identiche modalità. La precedente era stata fatta sabato pomeriggio in via Montegrappa, nella zona di Piazzale Chiavris. Sarà proclamata mercoledì alle 15 la città vincitrice del titolo di capitale italiana del libro 2022. Tra le 8 finaliste c'è anche Pordenone, il capoluogo della destra tagliamento, se la gioca con Agliano, Barletta, Costa di Rovigo, Ivrea, Nola, Pistoia e Pescara. La giuria, presieduta da Marino Sinibaldi, comunicherà in diretta streaming al ministro della Cultura Dario Franceschini la città designata. A Udine, Borgo Pracchiuso oggi si è vestito a festa per San Valentino, un appuntamento irrinunciabile per molti che si ripropone dopo un anno di pausa a causa del Covid. Dopo 2 anni in Borgo Pracchiuso torna la festa di San Valentino con una quarantina di bancarelle e le tradizionali cerimonie religiose. Torna un'occasione per i tanti visitatori di poter fare acquisti, ma anche di poter socializzare, che è importante, con attenzione poi al rispetto delle regole, perché c'è un attento controllo dei Green Pass e anche sull'utilizzo delle mascherine, che ricordo è obbligatorio all'interno della manifestazione. Un'occasione per rivedere persone che da tempo non si incontravano. È un piacere, anche inaspettato tra l'altro, perché non mi aspettavo di vedere tante persone e con l'occasione, quindi oltre alla passeggiata, ho avuto piacere di rivedere alcune persone che non vedevo da tempo. Sono contenta che è aperto finalmente, anche per vedere un po' di gente, sì. Sono molto contenta che ci sia questo modo per, se non altro, bevi un thai. Se lungo la via le caratteristiche chiavette costano anche 2,50 euro, in sagrestia com'è la situazione? Legate al santino, costano 2 euro, legate col santino la chiavetta, altrimenti unica solo la chiavetta, 1 euro. Non solo chiavette benedette, ma anche cioccolatini. Andiamo a Pordenone. Si fa così. Rossetto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato. Il cuore, simbolo di San Valentino, il cioccolato, elisir di buon umore assieme per regalarsi una giornata speciale lontano dai cattivi pensieri della pandemia. E questa è la ricetta di Giuseppe Faggiotto, maestro cioccolatiere, che nella sua pasticceria Peratonera Pordenone ha visto tanti sorrisi e voglia di dolcezza tra gli innamorati e non solo. È bello perché in questo momento qui effettivamente la gente ha voglia di rinascita, ha voglia di uscire da questo tunnel. La cosa fantastica è che sto vedendo, a parte gli innamorati, ed è bello perché stanno regalando
dando cuori anche a chi non è il suo partner, quindi è un bel segnale, è una bella cosa. Abbiamo bisogno di cuori, di cuoricini, abbiamo bisogno di amore. Diciamo che abbiamo preparato, a parte le torte a forma di cuore, a parte i cuori di cioccolato, c'è da dire che si è usato come a Pasqua, si è usato il cuore per mettere dentro l'anellino, per mettere dentro il regalino, e quindi insomma diciamo che la cioccolatteria è andata alla grande. E poi insomma entri e la giornata è stata bella, anche chi non era innamorato si è trovato comunque il cuore anche sulla piccola pastina oppure magari sul cappuccino. Ho visto che ha rallegrato la giornata. Un modo insomma per gustarsi un giorno d'amore assieme a chi ci vuole bene. Restiamo a Pordenone per parlare della Standing Ovation con la quale si è conclusa la serata di ieri al Teatro Verdi. Vediamo per chi. Con l'accoglienza che si riserva alle grandi star è stata salutata ieri sera l'esibizione al Teatro Verdi di Pordenone di Raffaele Pe, il controtenore attualmente più richiesto e conteso al mondo. Descritto come a baroque star dal quotidiano londinese Times, è ormai artista di riferimento e infaticabile promotore della cultura barocca a livello internazionale. Sul palcoscenico di Pordenone ha presentato in un'unica data per il Nord Italia Virtuosissimo. Raffaele Pe, osannato nel mondo come uno dei più grandi interpreti del 6-700 musicale, si è esibito con l'ensemble La Lira di Orfeo, da lui stesso creato nel 2015. Assieme sono ormai riconosciuti come la più autorevole giovane voce mondiale per l'interpretazione del barocco. Al controtenore lodigiano, il pubblico del Verdi di Pordenone ha tributato una lunghissima standing ovation finale. Tra poco l'appuntamento con il nostro notiziario sportivo, si parlerà del dopo partita contro il Verona, con i tanti dubbi che emergono dal campo, ma c'è anche un'altra notizia, perché la Corte Sportiva d'Appello della FIGC ha accolto il ricorso presentato dalla Salernitana dopo lo 0-3 a tavolino e i meno un punto in classifica ai campani inflitti dal giudice sportivo per la gara non giocata contro l'Udinese lo scorso 21 gennaio. La decisione della Corte Sportiva d'Appello della FIGC toglie così i 3 punti in classifica all'Udinese, che scende a 24 con un margine di sole 3 lunghezze sulla terzultima. La partita sarà quindi giocata. Dopo il notiziario sportivo, le previsioni del tempo a cura di Antonino Renda. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata su Telefriuli.